Bentrovati a tutti voi, da voi la linea. Presente questa mattina all'inaugurazione di Olio Capitale a Trieste, il presidente della regione Fedriga è intervenuto sulle recenti polemiche relative alla dunata degli alpini, ma anche sulla crisi energetica. Sentiamo l'intervista. Dopo un periodo difficile come quello pandemico, di poter fare questa attività in presenza e presentare le eccellenze italiane, perché qui siamo di fronte a un prodotto italiano invidiato nel mondo che sottolinea quanto l'Italia è in grado ancora di essere più competitiva a livello internazionale. E oltretutto secondo me rappresenta un prodotto che nasce dalla nostra terra, quindi un prodotto che dalle radici è in grado di guardare al mondo e al globo, e quello sicuramente può essere una rappresentazione di quello che è l'Italia e può essere l'Italia. Io sono contento che il Presidente del Consiglio stia lavorando e mi sembra forse si stia trovando anche un accordo a livello europeo per mettere il capo al costo dell'energia. Rispetto a una ritrosia iniziale, oggi è l'unica arma che abbiamo nel breve periodo per contenere dei prezzi che oggettivamente non combaciano più con i costi di produzione stesso. Dall'altro dobbiamo essere in grado di guardare nel lungo periodo e quindi da una parte incentivare l'autoproduzione energetica attraverso impianti propri delle stesse catene produttive. Dall'altro dobbiamo differenziare l'approvvigionamento italiano, altrimenti saremo sempre in crisi e sempre dipendenti da scelte che non dipendono dall'Europa o dall'Italia ma da paesi terzi. Noi come Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proseguiamo fin quando c'è la necessità con lo super sconto per cercare ovviamente di contenere il più possibile i prezzi. È ovvio che in un momento come questo i numeri alla pompa di carburante devono essere contenuti, perché altrimenti rischiamo di andare incontro a quello che avevamo visto qualche mese addietro, ovvero il blocco per esempio soltanto del commercio interno e della possibilità di spostare le merci, quindi questa è un'emergenza sicuramente. Ardunate al 100%. Penso che se qualcuno si è comportato male deve pagare, ma mettere sotto processo, come purtroppo sta avvenendo da parte di una frangia, e il glorioso colpo degli alpini lo ritengo inaccettabile. Io difendo gli alpini, li ringrazio per quello che hanno fatto e soprattutto per quello che rappresentano. C'è ancora tanta strada da fare per raggiungere pieno l'obiettivo, ma intanto le comunità energetiche ci stanno provando. Dei progetti pilota e della necessità di cambiare le leggi al più presto si è parlato a Udine in Sala Iace. Sentiamo. Primi risultati del progetto per quanto riguarda la comunità energetica a Udine. Intanto è un progetto pilota, poi si vedrà che cosa succederà in futuro e come saranno organizzate queste comunità energetiche. Ne parliamo con l'assessore Giulia Manzan. Abbiamo detto si sono usate energie da fonti rinnovabili, si è usato un po' di tutto per questa comunità energetica che tra l'altro è individuata nella zona di via Sabadini. Sì, esattamente, il tutto deriva dalla candidatura e l'attuazione di un progetto europeo, il titolo è AlpGrids, è un Interreg Alpine Space della vecchia programmazione 14-20. Abbiamo individuato una zona dove fare una sperimentazione per istituire una prima comunità energetica, un progetto iniziato a fine 2019. L'ambito è quello compreso tra Via della Roggia e Via Sabadini per le caratteristiche degli edifici, quindi il Museo Friulano che dispone di pannelli fotovoltaici, la scuola primaria, l'asilo nido e degli edifici di tipo abitativo, delle palazzine da 38 appartamenti. È stato fatto un monitoraggio tra il 2020 e il 2021 per capire quali erano i risultati. La comunità energetica significa mettere in rete quella energia che viene creata in più con chi la potrà quindi utilizzare. Detta brevemente significa non disperdere quell'energia che viene prodotta in surplus. Nei comuni ci sono stati altri esempi analoghi al progetto appunto seguito in fase sperimentale da Udine? Sì, ci sono questi primi esperimenti di comunità energetica. Ci sono dei finanziamenti regionali che sono arrivati nella comunità collinare. Sulle comunità energetiche bisogna fare molta attenzione per fare un punto di interesse, perché sono una soluzione importante, non tanto perché diventano il pozzo di petrolio del comune, no? Ma piuttosto perché sono un sistema in cui il comune può ingaggiare la sua popolazione e riuscire a ritagliarsi delle risorse che secondo noi poi possono anche essere rimpiegate proprio per chi ha difficoltà nel costo dell'energia. Quindi è un fatto sociale più che prettamente o nettamente economico.
Al convegno in Sala Iace è presente anche il direttore di APE del Friuli Venezia Giulia, Matteo Mazzolini. Effettivamente ci sono ancora delle difficoltà, ci sono ancora dei paletti, perché le comunità energetiche si danno da fare, ma per arrivare al risultato finale ci sono ancora dei limiti da superare. Sì, i limiti sono dettati soprattutto dal quadro normativo vigente, i paletti sono in termini di potenza. La morale è che si possono costituire le comunità energetiche, ma per questi vincoli normativi sono piccole comunità energetiche limitate nella potenza. Perché al momento frutti dal punto di vista economico? Sono limitati, lo scopo, come dice la direttiva stessa, è mutualistico, quindi in questo momento l'investitore, chi effettivamente realizza gli impianti e quindi poi deve rientrare dell'investimento, può farlo, ma non rimane molto per chi partecipa alla comunità energetica e quindi i benefici appunto dal punto di vista numerico assoluto sono contenuti. L'importante è comunque non demordere. La strada è tracciata e non si torna indietro, è uno dei pilastri della direttiva europea, c'è un grandissimo fermento non solo in Italia ma in tutta Europa. Quindi direi che la direzione la conosciamo, assolutamente non bisogna tornare indietro, bisogna guardare avanti, magari anche sollecitare il legislatore nazionale perché nei limiti del possibile acceleri queste dinamiche. Ringraziamo Matteo Mazzolini, direttore di APE del Friuli Venezia Giulia, qui da Sala Iace è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregoratto. Dal 7 maggio, fine settembre, attraverso una ventina di visite guidate possono essere viste da vicino le opere del Pordenone conservate nelle chiesette del territorio, un modo per dare seguito alla grande mostra sul De Sakis e contribuire ad accrescere il turismo in città. Dopo la grande mostra dedicata a Giovanni Antonio De Sakis, detto il Pordenone, la figura del pittore torna al centro delle iniziative turistiche dell'amministrazione Ciriani, un modo per far conoscere a quante più persone possibili le opere dell'artista e contribuire a rafforzare il turismo in città. Parliamo di 20 visite guidate che si svolgeranno dal 7 maggio fino a settembre inoltrato, che quindi copriranno sia la rassegna della primavera e sia dell'estate a Pordenone, col filo conduttore della riscoperta delle opere del Pordenone, dei luoghi del Pordenone in città, quindi non solo nei luoghi classici del Duomo, del Museo Richieri, ma anche nei quartieri. Questo per due motivi: uno, perché Pordenone ha dei tesori nascosti anche nelle chiese dei quartieri misconosciuti, e dall'altro per dare una continuità ideale alla grande mostra del Pordenone che è stata organizzata qualche anno orsone. È anche un'operazione di riscoperta dell'orgoglio, dell'identità, delle radici, della consapevolezza dei pordenonesi riguardo i loro tesori, e anche un modo di promuovere Pordenone utilizzando la leva della cultura, delle visite guidate, degli eventi, dei grandi concerti, in un quadro complessivo appunto di promozione della città. Le opere del Pordenone sono disseminate sul territorio, anche in luoghi affascinanti che possono essere esplorati facilmente a 2 passi da casa. Allora, queste visite guidate hanno un po' l'obiettivo di continuare a conoscere, ad approfondire questo grandissimo artista che abbiamo l'onore di avere come concittadino, e con queste visite che andranno a esplorare i quartieri, i borghi di Pordenone, con chiese che molti pordenonesi probabilmente nemmeno conoscono. La chiesa di San Dulderico a Villanova Vecchia, la chiesa di Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e la chiesa di San Lorenzo a Rora Grande. E attraverso appunto questa cammino attraverso queste 3 chiese scopriremo davvero un Pordenone che è tutto nostro, ma che già anticipa il grande artista che poi viene conosciuto in modo internazionale. Un'arma in più per richiamare i visitatori nella città sul Noncello. Dopo la pandemia l'amministrazione intende irrobustire e rafforzare l'offerta turistica della città. Le città medie non possono essere comparabili a Venezia, a Firenze, alle grandi città d'arte, ma sono luoghi ideali per un turismo morbido, per chi voglia assaporare i nostri
i gusti per chi vuole vedere le bellezze che il Pordenonese, non solo il capoluogo, può offrire. Per questo abbiamo puntato sulle bellezze di Pordenone, naturalistiche, paesaggistiche, artistiche, sui nostri territori culturali, ma anche sul Pordenone, un artista che rappresenta la città. Dopo la grande mostra tutto non si può spegnere semplicemente in un ricordo, e quindi il poter visitare i luoghi del Pordenone all'interno della città unito al resto dell'offerta turistica è sicuramente un plus, un più, che può contribuire a portare visitatori in città e anche a dare una mano alla nostra economia. Ed è tutto anche per questa edizione di A Voi la Linea, che torna lunedì sempre, anzi alle 13, preceduta dall'appuntamento di In Giro, eccezionalmente appunto fino all'arrivo del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.